Famiglia, lavoro, stare insieme. Erano le passioni di Pippo Sanguineti, storico presidente degli Ommi del Ruinà, scomparso agli inizi del 2018. Gli stessi valori visti al secondo memorial a lui dedicato, promosso dal gruppo al Maria Luigia di Chiavari. Coinvolti in un triangolare di calcio i giovanissimi di 3 squadre del territorio. Il Villaggio, che ha vinto il torneo, secondo posto per il San Pier di Canne, terzo il Rupinaro Sport. Una classifica però che non conta, perché come sempre a vincere sono stati lo sport, la partecipazione amichevole, l'amicizia, il ricordo di Pippo Sanguineti. Sarebbe sicuramente contento vedendo tutti questi ragazzini. Sì, non è mai stato un gran sportivo, però ha sempre amato lo sport, credo, e quindi è un'iniziativa che lo ricorda proprio bene. Oggi è bello ricordarlo, no? Assolutamente sì, bello. E grazie al gruppo Pino Solari perché papà ci era affezionato tantissimo e è bello così. I nipoti seguono lo sport? Sì, sono tutti impegnati in varie attività, in varie discipline, più sportivi del nonno ma col cuore del nonno. Ve ne parlava a voi del gruppo Pino Solari? Non ce n'era bisogno perché era il gruppo Pino Solari, quindi era parte integrante della persona. Per voi ricordare tanti anni di vita insieme, di cose fatte insieme? Sempre, è una cosa molto bella ricordare un grande amico che ci ha lasciato e pensiamo che in questo modo di ricordarlo con affetto, come sempre. E lo sport aiuta in queste cose? Lo sport aiuta particolarmente i ragazzi che è una scuola di vita e quindi credo che sia bello condividere con loro una giornata insieme.